Bella raga, ciao a tutti dal Cubentone Veneziano, Football Manager 2014 si parte con il campionato. Come potete vedere ragazzi, le preparazioni delle partite preoccupa Andriy Shevchenko, sono riuscito a prendere Sheva come allenatore in seconda e me lo godo alla grande. Ok, allora siamo contro il Brighton and Hove Albion, prima giornata di campionato di Sky Bet Championship. Ragazzi, l'obiettivo è arrivare almeno al secondo posto. Vai di prima conferenza stampa come indiana. Io ho sempre un tono appassionato di solito perché sono il mulino della situazione, mi incazzo con tutti e vaffanculo. Allora, credi che le tue ambizioni per la squadra siano condivise dal presidente? Certo, non ho il minimo dubbio. Le prestazioni per le partite possono definirla. È sempre bello iniziare con una vittoria, fare punti in classifica ed iniziare col piede giusto. Credi di poter fare un buon esordio? La preparazione è andata bene, sì, infatti le amichevoli precampionato sono state positive, ragazzi. Penso che Doria sarà fondamentale per avere successo in questa stagione. Credi sia una valutazione corretta? Eh, eh, ok, credo che la mia squadra sia una delle migliori, ma certamente un giocatore del calibro di Doria sarà fondamentale per i nostri successi. Quindi qua è ben considerato Doria, un bel giovane, non ha ancora parametri mondiali, però non è male. La prima giornata è segnata con un cerchietto rosso sui calendari di tutti i tifosi del paese. E dopo una lunga pausa c'è grande attesa. Sei sulle spine. Finalmente si comincia, ho aspettato a lungo questo momento. Cosa ne pensi di Oscar Garcia? Non ho tempo per lui, vaffanculo. Ok ragazzi, allora, ormai ci siamo. Dopo c'è subito la Capital One e l'Exchester in Sky Bet Championship. Quindi per oggi facciamo tre partite così vediamo un po' come va e se come può andare la carriera fatta così. Eccola qua, il Cardiff è campione. Ok, qua non me ne frega niente. Con il Leeds United, squadra gloriosa ragazzi, squadra gloriosissima. Sono proprio curioso di vedere cosa riusciamo a fare. Sono proprio curioso. Ok, qua sono 46 partite, da quello che ho capito, è una roba incredibile. Il Milan vince 4-2 con l'Olimpico, se amichevole, bene, mi fa molto piacere. E adesso tocca a noi. Leeds United. Edison Cavani vince il premio come miglior jugadores. Cazzo già, ecco ragazzi, la preparazione è centrata molto nelle prime 3 settimane, carichi pesanti e forma fisica. Poi ho fatto 2 settimane di tattica e effettuamento squadra. Adesso sto cercando di limare i giocatori nella parte tecnica, controllo palla, attacco e difesa. Leeds Brington. Vai Fioi, andiamo. Offerte per Diouf. Ma no, non esiste. Rifiuto tutte le offerte, Diouf non si tocca ragazzi. Ok. Buonissimo. Bene, quanti abbonamenti? Fa più abbonamenti il Leeds in B che il Milan in Serie A. Molto bene. Vai, formazione ragazzi, ora giochiamo con un 4. Oddio. Cosa è successo qua? Eccoci qua, perfetto. Giochiamo con un 4-3, giochiamo con un 4-5-1, 4-3-2-1, insomma, come volete voi, con Lis Doria centrali, Summer in porta, Warnock e Beck esterni, sono esterni completi, li ho messi poi Austin ruba palloni, centrocampista totale Noble, Lidley lo stesso centrocampista totale, tutti e tre a sostenere, quindi nessuno troppo propositivo in avanti, anche perché non sono giocatori proprio bravissimi in fase offensiva, seconda punta Diouf esterna, ala Ocampos e punta avanzata Oba Martins. Le riserve, l'abbiamo detto, Paul Green difensore destro, Watton difensore centrale, Biondini e Kramer centrocampisti centrali, sinistro White, l'altro centrale Brian e punta di riserva Ross McCornack. Ragazzi, aspetta, no, squadra. Ecco, come istruzioni tenete palla, quindi voglio che il centrocampo deve gestire il pallone, perché comunque abbiamo giocatori non scarsissimi tecnicamente. Poi portare il pallone in aria perché? Perché Martins non è bravo di testa, quindi sinceramente cross no, perché è abbastanza una pippa. Sfruttare le fasce perché comunque vanno giocatori veloci sulle fasce. Marcature strette perché i miei difensori devono morire, non devono assolutamente far passare i giocatori, gli attaccanti, e un ritmo veloce perché comunque se siamo veloci a passare la palla alle fasce possiamo con Martins andare in gol. Ragazzi, inizia la stagione, speriamo bene. Vai! Degli avversari, quindi non conosco nessuno, quanto mi sembra. Ok. Buono, siamo a Helen Road, raga. Helen Road. Vai, fioi.
Voglio un bel inizio, abbiamo bisogno di un inizio positivo. Allora, ok. Chiedi consiglio a Sheva. Noi ci fidiamo di Sheva. L'ho un po' migliorato chiaramente come è andato in seconda perché lui serve più preparatore, metto c'è Sheva là, il parametro 0 che arriva sempre, ho detto facciamolo fare l'osservatore, e l'osservatore è allenatore in seconda, anche lui deve crescere, però se cresce insieme me lo porterò sempre via chiaramente. Ok, quindi per le istruzioni, insomma, i giocatori non li conosco tanto, quindi devo un po' imparare questo campionatus. Ok, allora, energico, eh, cercate di far cantare i tifosi, ragazzi. Mentalità offensiva per questa prima in casa. Voglio subito dimostrare al nostro pubblico che siamo forti. E andiamo, ragazzi. Inizia il campionato. Vai. Ma sto solo non vedo un cazzo. Hostin. Ecco già. Aspetta. Allora. Vai, pagelle. E qua voglio altri risultati. Adesso chiaramente non ci sono, però quando ci sono le altre partite mi servono. Ok. Vai raga, andiamo. Chiaramente abbiamo un'intesa ancora del cazzo, quindi sarà dura secondo me all'inizio. Vai Austin. Attenzione, bravissimo Warnock. Bruno, Brunone, Brunone per Andrews, Andrews. Questo sole non vedo niente, che cazzo sole. In Inghilterra è stranissimo Bruno, occhio fioio, ragazzi, pressiamoli. Molto bene, bravo Warnock, vai che vai Martins con la tua velocità. Grandissimo Nobel, la stella della squadra, sicuramente Martins, Diouf, dai velocità. Diouf per Noble, a Beck, vai Beck, metti un bel cross, Beck, Noble, parata, porca miseria, siamo al quinto minuto ma già un buon Leeds, è già un buon Leeds ragazzi, Diouf, incornata, non ci credo, e Doria subito al debutto, ed è subito Doria ragazzi, purtroppo c'è da dire che sto registrando con Shadow Play, però comunque purtroppo insomma il motore grafico è quello che è, può scatticchiare. Ragazzi mi dispiace ma questo è quello che è, già la grafica non è il massimo e quindi per lo più con la registrazione scatta, ma già Doria subito l'attenzione di Uff, siamo partiti bene ragazzi, errore qua. Andrews, buono Doria. Vai Martins con la tua velocità, Martins, mamma mia raga, Diouf, vai back, prova no, cazzo, un passaggio per Diouf, ancora Diouf, scarta tutti, non ce la fa, 1-0 per il momento gol di Giampaolone Doria, perché anche lui è un Giampaolone, ragazzi. Per il momento la squadra va abbastanza bene, 7-4, tutti quanti sopra il 6.5, molto bene. Siamo al 17esimo, ammonito Stone Cold, Fei. Vediamo qua i consigli. Ok, no, lo teniamo buono. Anche la condizione è buona, la preparazione è stata ottima, allenamenti massacranti ma buoni. Adesso non ci sono più tante azioni, purtroppo fuori gioco di Hoba Martins. Il primo tempo sta correndo, adesso non so anche il Brinkton sinceramente se è una squadra ad alta classifica o no, non penso, però devo un po' informarmi bene sulla Championship inglese. Per il momento siamo 1-0 ragazzi, 1-0, l'obiettivo è almeno il secondo posto, sarebbe bello però vincere. Ok, fine primo tempo. Allora, le cose vanno bene, ma so che potete fare ancora meglio, onestamente. Tutti ascoltano attentamente, molto bene. Sono ancora a posto a livello di condizione, perfetto. Per il momento teniamo ancora offensiva, perché comunque voglio una squadra, insomma, propositiva. Voglio fare un gioco offensivo, ragazzi. Poi ho messo sintesi e azioni chiave che assicuro che non sono poche. Stiamo facendo tantissime occasioni, eh. Mark, attenzione. Leggero infortunio per Noble. Sì, 78, non lo voglio, 78, sì, non lo voglio rischiare, allora vai. Proviamo Christopher Kramer, me l'hanno consigliato, onestamente, vediamo. Vediamo com'è. Ok. Vai Fury. Vai back per Doria. Doria, vai Nobel infortunato! Mamma mia, ma chi hanno in porta, cazzo!
Ma chi hanno in porta? Puttana miseria, Diouf. Diouf di testa qualcuno è ancora fuori purtroppo. Quindi il primo cambio. Ok, qua pochi consigli. Vai, Kramer. Lidley. O Kramer, adesso non so bene, però penso sia Kramer. Diouf, la pronuncia Diouf, Diouf, Diouf! Palo di Diouf! Palo di Diouf! Cazzo che palo! Cazzo che palo! 74esimo. Martins è un po' in calo, mettiamo McCormack. Chiaramente devono anche ambientarsi i giocatori. E mettiamo, vediamo chi è il più stanco, 76 Austin. Mettiamo Biondini, dai. Che c'è così Cellino è contento. Vai, vai, Fioi. Sarebbe bello vincere la prima, adesso stiamo su controllo, però. Stiamo su controllo. Ok, offensiva. Controllo. Ragazzi, teniamo buono, sarebbe importante vincere la prima in casa. Dai, Fioi. Dai, ragazzi. Dai, Fioi. 80esimo. Sono stanchissimi gli avversari, sono stanchissimi. Questa è la preparazione comendiana, che è molto meglio. Vai, Kramer. Lidley. McCormack. Beck. Vai, Beck si invola, Beck si invola, Beck si invola. Kramer. Beck. Traversa, incredibile. Madonna, un palo e una traversa. Un palo e una traversa. Non ci voglio credere, un palo e una traversa. Siamo venuti fin qua per vedere segnare il Kuman da 89esimo, dai controllo, vi prego, ma non ho subito nessuna azione. No, Fioi, no adesso, perché mi girano le palle. Occhio, bravi, Dore ragazzi, è un monumento. Vai McCormack, McCormack! No, ancora. Ma che cazzo però, non ci voglio credere. Diouf, ecco, questo è un problema, ci ha mangiati veramente parecchi gol, eh. Ci ha mangiati parecchi gol purtroppo. Andrews. Dai, Fioi, mancano 1 minuto e 50. Controlliamola, teniamo palla. Vai, vai McCormack, niente, non ci arriva. Dai che manca 1 minuto, manca un cacchio di minuto. Ocio, Fioi, Ocio. Ocio, Andrews, vai portierone, bravissimo. Dai, cazzo, dai però. Lo stadio un po' non è pienissimo, purtroppo. Dai, teniamo palla, come indicato, perfetto. Vai anche indietro, ok, dai fischio arbitro. Si portano a casa l'Elan Road, i primi 3 punticini, ragazzi. Molto, molto, molto bene. Eh, cazzo, abbiamo certe aspettative che i giocatori non hanno raggiunto, quindi Sheva non è contento. Io sono sinceramente ben fatto, la squadra è contenta, cazzo vogliamo di più, cioè. Buon 18 tiri a 4, primi 3 punti. Allora ragazzi, ho già giocato la partita di Coppa perché era contro una squadra di Serie C, ho vinto 3 a 1 con 2 gol di Diouf e uno di Ocampos, espulsione di Diouf, quindi squalificato, c'è anche Nobel infortunato, quindi cominciamo già alla grande, molto bene. E niente, un buon 3 a 1, la partita comunque insomma abbastanza tranquilla perché eravamo molto favoriti rispetto agli avversari, cioè comunque loro erano di Serie C, però non mi sono beccato lo Stoke nel prossimo turno, quindi sono già fuori dalla Coppa dalla Capital One purtroppo. Vabbè, qua ci siamo, gioca McCormack come seconda punta, tutto rego, tutto a posto, giocatore, insomma, l'S già sta, cazzo, già i difensori distrutti, porca puttana, almeno uno dei due lo devo togliere, per forza. Ok, Scott Wotton, perfettus. Buono, andiamo. Andiamo, siamo contro Leicester. Squadra non facile, comunque una squadra storica, anche questa.
E sarebbe bello fare altri 3 punti per qua comunque mettiamo come mentalità controllo, che attaccarli troppo magari no, fuori casa. In bocca al lupo ragazzi, ecco Dore è già assente, molto bene. E andiamo al King Power Stadium. Dai ragazzi. Il tempo non sembra disastroso, invece in coppa c'era la pioggia. Attenzione di testa, qualcuno. Golazzo di Austin! Stone Cold Steve Austin! Rodolph Austin. Ok, mamma mia che gol di Austin. Golazzo di Austin, ragazzi. Golazzo di Austin dopo un minuto. E sempre su palle ferme comunque. È già il terzo gol che contando la coppa. Dai, dai, che possiamo portare a casa 3 punticini. Ocio. Guarda la cagata, va la grande. Vai, back. Buono per Martins, dai Martins, oba, oba, no! Ma cioè ragazzi il problema di Martins, cioè è veloce, però madonna, è una tecnica del cavulus. Che gol di Austin però, che gol di Austin. Parapapipripipi. Ah, c'è Kaspar Schmeichel anche, ex Manchester City. Beh, una buona squadra, sì. Siamo già al 20°. Siamo al 6.6, tutti stanno giocando comunque bene. Fuori gioco per Kramer. Kramer contro Kramer. Ok. Seguiamo i consigli di Super Sheva. Finito il primo tempo, 1-0, partita un po' così. Allora, energico. C'è sempre margine per migliorare. Ok. General. Il centrocampo è morto. Vai, biondino. Per Kramer. E mettiamo anche Luke Murphy per Ladley. Ok, il cambio ce lo teniamo. Siamo stanchi, cazzo. Siamo già distrutti alla seconda di campionato. Bene. Fa molto piacere. Adesso per questa parte, insomma, finale di preparazione, vediamo di fare ancora una forma fisica e affinare ancora un po' l'intesa, cioè la tattica con i giocatori, perché comunque questo sarà il mio modulo, io amo questo modulo qua. Schmeichel. Bravi, dai, quantomeno non stanno facendo azioni, insomma, questo è importante. Ammonito Schmeichel. Ocio, Ocio Tiger Woods, bravissimi, dai, che comunque... No! Ma vaffanculo, ma che gol di merda che abbiamo preso. Anthony Crockett, ma perché? Che cagata, Dio santo, che cagata. Ma che cazzo ha fatto il portiere? Non ci credo. No, aspetta. Errore colossale. Adesso la squadra è nervosa. Ancora, fai un'altra cappella, Dio santo. Dai per roba, dai che roba. Lei di testa, Marti, sei impossibile. Vai o Campos, si è visto pochissimo. Campos, adesso segna, no! È una squadra comunque giovane, ragazzi, eh. È vero, ho fatto qualche acquisto, però ragazzi, sempre una squadra giovane, di talento puro ce n'è poco, ma con l'assenza anche di Nobel veramente è dura. Vai qualcuno di testa! Dai, no, la cagata, no, il cagatone, no. Mamma mia, qua mi ha salvato il portiere. Qua mi ha salvato il portiere, stiamo su controllo, però Fioi non si può. Bruttissima. Cambiamo qualcosa, mettiamo a rallentare il ritmo. Non abbiamo la forza per... ok. Disturbate gli avversari. Niente. Teniamo così, tattiche, ultimo cambio. Doria è distrutto ragazzi, dai, Doria, Fioi, siamo sempre là, cioè, sono giocatori di prospettiva, comunque cambiare 6 undicesimi non è facile, però questo Cellino e lo Sceicco volevano questo, Fioi, la rifondazione del Leeds United. 71esimo, 1-1, dai Fioi, dai un po' di grinta, dai! 81esimo. No, grande, madonna, sì, però Fiori in difesa si è messi male, eh. In difesa va male, vai di testa. Bravo Austin. Comunque alla fine stanno segnando i giocatori del Leeds alla fine. Occhio, 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 mamma mia. San portiere, cazzo.
Andiamo di contropiede. Ma porca puttana, questi qua pestano, Questi pestano, siamo distrutti anche noi, non anche loro, però anche noi siamo distrutti. Dai che va bene un pareggio fuori casa, dai che va bene, dai che va bene, dai che va bene. Ormai è finita, ragazzi. Attenzione! Mamma mia, poteva fare il cappellone Schmeichel, sarebbe stato bellissimo. Però alla fine abbiamo preso un gol su un errore del portiere, però ci ha salvato anche, dai. Dobbiamo essere sinceri. Occhio, occhio, ok. Ha fatto un errore e 3 paratone. Vai. Ragazzi, 1-1. Inizio di stagione non negativo, comunque siamo passati in Coppa di Capital One, anche se adesso abbiamo lo Stoke, quindi sarà impossibile passare con la squadra di Serie A. E il campionato a 4 punti in 2 partite, non male, non male. Allora, cauto. Ok, dai, stiamo buoni per il momento. Austin migliore in campo, perfetto. Buono, raga. Io spero che questa modalità della serie sia interessante. Aspetto consigli e quant'altro. Raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.